A San Donà di Piave, alla Casa del Volontariato, si è tenuto un incontro dal titolo Vivere la crisi fra i più deboli, italiani ed immigrati assieme. C'eravamo anche noi. Oggi ci troviamo alla Casa del Volontariato di San Donà di Piave con il dottor Zottis. Buongiorno. Si parla di crisi, si parla di rapporti tra appunto italiani e immigrati. Come affronterete l'argomento oggi? Lo affronteremo innanzitutto attraverso una relazione redatta da un esperto, qual è il professor Anastasia, proprio per capire quali sono i meccanismi e le dimensioni anche numeriche e i settori colpiti da questa crisi, proprio perché la crisi riguarda tutti, cioè la globalizzazione ci dimostra che se ci sono problemi ci sono per tutti, non c'è chi può starsene fuori a scapito di altri o usando la debolezza di altri per rafforzare se stessi. Cosa vi prefiggete di ottenere con questo incontro? Ma innanzitutto una riflessione, i problemi non si risolvono con un convegno, se fosse così avremmo risolto tanti problemi con un po' di convegni fatti da varie associazioni, quindi un momento di riflessione, un momento anche di condivisione e un momento anche di segnare un attimo di fratellanza fra persone che provengono da paesi diversi, da culture diverse, ma che aspirano ad avere una dignità della vita uguale. Professor Anastasia, buongiorno. Lei oggi è il relatore di questo incontro, si parla di vivere la crisi fra i più deboli. Di cosa ci parlerà? Cercheremo di capire da un lato le dinamiche della crisi economica che stiamo vivendo, la sua rilevanza, come ha inciso per le diverse fasce di popolazione a seconda e poi anche a seconda del tipo di lavoro, delle professioni, dei settori che sono stati implicati nella crisi. Avere un'idea abbastanza precisa delle dinamiche della crisi aiuta a capire un po' il contesto, ovviamente non è che sia sufficiente per risolvere il problema è molto consistente e implica poi una serie di azioni sia sul piano sociale, sia sul piano politico, sia sul piano individuale per reagire a questo momento di difficoltà e per poterne venire fuori.